benvenuto al sindaco di Alzano X, Marco Putto, qui alla trasmissione a Telefriuli al punto. Benvenuto sindaco, come va ad Alzano? Grazie, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Tutto a posto, grazie, le cose stanno andando abbastanza bene. Sono stati momenti difficili quelli delle ultime settimane, ma ne parleremo. Ora la situazione, diciamo, è in miglioramento. Ecco, so che avete avuto un fortunale, che chiamarlo fortunale è un eufemismo perché è scoperchiato qualche casa, insomma, Certo. con qualche problema l'ha portato, ecco sindaco. Infatti, l'argomento, diciamo, che nel mese di agosto ha tenuto banco è stato proprio questo. Abbiamo avuto due eventi molto ravvicinati. Il primo agosto, la grande grandinata che ha colpito il nostro territorio, e il secondo, a 2 settimane di distanza, il 16 di agosto. Sembrava che avessimo quasi raccolto le forze dopo la prima ricognizione dei danni, che per quanto ci riguarda ha significato circa 5 milioni e mezzo di danni ai privati, da stime fatte con circa 700 domande pervenute di ristoro danni che abbiamo a nostra volta inoltrato alla Regione, che adesso chiederà lo stato di calamità naturale, poi vedremo il Ministero come risponderà a questo proposito. Dicevo, a questi 5 milioni e mezzo si stanno sommando altre richieste di risarcimento, il cui termine scadrà venerdì 10 settembre, ancora quindi non sappiamo quale ne sarà l'entità, ma che, come ben diceva lei, hanno comportato danni importanti. In particolare uno che ha fatto scalpore, è finito su tutti i telegiornali nazionali, di un edificio, di una palazzina privata che è stata letteralmente scoperchiata, è sparito il tetto ed è stato trasportato nell'edificio limitrofo con 27 sfollati. La situazione di questi 27 sfollati è oggi sotto controllo, circa la metà hanno scelto di rivolgersi a parenti e amici, l'altra metà li abbiamo ospitati, anticipando le spese che poi la Regione ci rifonderà, presso un albergo locale e presso, in 2 casi specifici, i mini alloggi comunali, che sono delle vere e proprie strutture emergenziali. Oltre a questo, termino questa parte, diciamo ci sono stati molti danni anche alle colture. Infatti abbiamo molte aziende agricole, molti contadini, ma anche molti privati che hanno subito danni, che sono andati per l'appunto a sommarsi a quelli precedenti. Quindi oltre al Covid, che la situazione è già complicata in tutto il mondo, voi avete avuto questo problema che non è da poco. Ecco, mi allego subito alla sua frase finale che tratta dei problemi. Quindi il Covid, come siete alla situazione? Riprendono le scuole adesso, quindi immagino avete lavorato alacremente tutto questo periodo per preparare questo evento molto importante per i ragazzi, no? Assolutamente. Allora, la situazione complessiva rispetto al Covid ricalca sostanzialmente l'andamento provinciale e per certi versi quello regionale e nazionale. Abbiamo delle percentuali di persone positive molto ridotte. Tenga presente che su 16.000 abitanti, che sono gli abitanti del nostro comune, abbiamo una quarantina di persone a casa, di cui 20 positive e 20 in isolamento preventivo. Quindi diciamo 20 positivi su 16.000 abitanti, che ovviamente sono comunque numeri che vanno considerati, ma che dal punto di vista percentuale sono poco. Oltretutto, i positivi di oggi non sono più i positivi di un anno e mezzo fa, come sappiamo. Sono persone che comunque riescono a gestire a domicilio la situazione, non sono ospedalizzati, non sono in terapia intensiva e quindi diciamo che vengono gestiti in modo assolutamente ordinario, senza preoccupazioni. A questo proposito, mi consenta, poi le dico 2 parole sulle scuole, di creare un piccolo trait d'union tra quello che ho detto prima sul maltempo e questo tema, nel senso che abbiamo una grande fortuna nel territorio, quella di avere un esercito di volontari. Parlo della protezione civile, degli ecovolontari, per esempio per quanto riguarda il fortunale, ma di tante persone, tra cui ancora la protezione civile anche per il Covid, che all'occorrenza si recano a domicilio a prestare aiuto, soccorso, fare la spesa, portare i medicinali. Volevo mettere in evidenza questo aspetto molto importante della una risorsa solidarietà. importantissima anche per l'amministrazione comunale. Assolutamente, guardi, ha fatto bene a dirlo, perché non mi stancherò mai di dire che quello che fanno le pubbliche amministrazioni non sarebbe possibile senza tutti questi volontari che completano e arricchiscono la rete dei servizi. Quindi davvero va messo in evidenza. Senta,
a proposito di questo, Sì, dica qualcosa anche sulla organizzazione comunale, sul personale, sì, perché sì, molti sì. comuni hanno questo problema, poche risorse, richieste di servizi, situazioni straordinarie, per cui i sindaci che sono in prima linea con i propri collaboratori, assessori, consiglieri, eccetera, non dico che sono in difficoltà, ma insomma hanno qualche Allora, complicazione. certo. Allora, guardi, due numeri e due dati giusto per capire come siamo messi qui ad Azzano Decimo. Allora, noi abbiamo la fortuna di essere un comune medio-grande, tra virgolette, no? La fortuna di avere un'organizzazione comunale abbastanza efficiente, possiamo contare su circa 70 dipendenti, o meglio, una sessantina più 10 dipendenti a contratto che poi collaborano comunque in modo abbastanza stabile con l'ente, e quindi siamo abbastanza coperti nei vari servizi. Il personale comunale sconta, se vogliamo, alcune criticità dal punto di vista dell'organico, e mi collego al tema della scuola che mi faceva prima, proprio sul patrimonio, sugli operai comunali, sulle manutenzioni, dove abbiamo un numero di persone pari a 6 che per l'estensione e la grandezza del comune davvero a volte crea qualche difficoltà. Ecco quindi, come dicevo prima, la necessità di ricorrere anche del personale esterno, a ditte esterne che poi vengono in soccorso e che peraltro per il Covid, apro e chiudo parentesi, ci hanno consentito di predisporre le aule, gli ambienti scolastici, di fare le manutenzioni che consentissero e consentano alla scuola di partire in sicurezza in modo adeguato. Quindi siamo pronti anche sotto quel punto di vista lì, grazie all'impegno di tutti. Ma tornando al comune, un comune strutturato che può contare anche sulla presenza della comunità in tempo UTI. Poi sappiamo che la riforma regionale ha eliminato le UTI. Sì, 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 sì. Ora ci sono le comunità, la nostra comunità è formata dai comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravis Domini, che mettono a fattor comune alcuni servizi, in particolare la centrale unica di committenza, cioè quell'organo che fa gli appalti per conto dei comuni, molto importante e molto snello e efficace, che fa guadagnare moltissimo tempo poi alle procedure dei singoli. Poi abbiamo messo a fattor comune il personale, alcuni servizi generali, e questo ci consente sostanzialmente di poter gestire le cose anche in modo un pochino più flessibile. Quindi diciamo che la situazione complessiva dell'organico è buona, non ci possiamo lamentare. Come diceva lei, ci sono comuni sicuramente che versano in condizioni molto più critiche. Sotto questo punto di vista è chiaro che avere qualche operaio in più, avere un 5-6 forze lavoro in più nell'ambito dell'organizzazione comunale farebbe comodo. Magari ecco, con il tempo, ora che sono state allentati tutti quei vincoli, no, che incombevano sul personale negli ultimi anni, magari il comune potrà andare incontro anche a delle assunzioni più numerose, cosa che potrebbe essere sicuramente utile e positiva. Ecco, senta, lei ha il secondo mandato e naturalmente terminerà il prossimo anno nel 2022. Ecco, magari è il caso di fare un bilancio sugli investimenti, sui lavori pubblici fatti, su una specie di resumé, insomma. Volentieri. Allora, in grande sintesi, siamo partiti con un debito pubblico di 28 milioni di euro nel 2012, quando abbiamo iniziato il primo mandato. Il nostro impegno è stato quello di recuperare il debito e nel contempo i vincoli del patto di stabilità ci hanno obbligati a recuperare risorse al di fuori di quelle che erano quelle ordinarie dell'indebitamento da mutui, anche perché con quel debito che avevamo non potevamo di certo fare nuovi investimenti. Abbiamo reperito risorse regionali, statali e abbiamo avuto accesso a tanti bandi che ci hanno consentito di poter agire in modo importante sulle scuole, quindi adeguamenti sismici, lavori in corso e lavori di prossima realizzazione con tantissime progettazioni eseguite, ma abbiamo già visto i primi risultati sulle palestre scolastiche e su alcuni plessi scolastici. Abbiamo dato una grande svolta alla viabilità, tante piste ciclopedonali che hanno collegato il centro alle frazioni, importanti interventi di collegamento tra comuni in corso. Abbiamo in corso interventi di riqualificazione stradale sulla strada che collega Azzano a Fiume Veneto, via Peperate, e su via Santa Croce, che è la bretella autostradale di Azzano Decimo che la collega poi all'autostrada e a Praturlone. E di conseguenza poi anche piste in mezzo alla natura, la recente ultimazione della pista ciclopedonale Azzano-Fagnigola e tanti altri interventi di piste ciclopedonali. Oltre che aver investito, sono prossimi
al completamento sui mini alloggi comunali, adeguamento, diciamo così, con domotica anche rispetto alle nuove patologie emergenti che purtroppo sono sempre più frequenti, e una serie di altri interventi sull'edilizia sportiva e sull'edilizia pubblica che ci hanno consentito, insomma, di far, secondo noi, fare un salto, insomma, di qualità in generale al comune. Ma se dovessi riassumere in 2 parole, edilizia scolastica e viabilità su tutto. Perfetto. Senta, altre 2 domandine per concludere questa chiacchierata. Cosa ne pensa dell'indennità dei sindaci? È bastevole? La coperta raccolta? Potevano fare di più? Perché Allora, guardi, io di questa evidentemente ne beneficerò solamente in minima parte, perché sono a fine del secondo mandato, quindi al di là sì, delle battute non è una cosa che mi riguarderà particolarmente, ma esprimo comunque un'opinione anche perché faccio parte del CAL e quindi dell'organo che ha poi espresso un parere favorevole rispetto a questa riforma, o meglio a questa nuova disposizione. Io credo che sia giusto. Io credo che sia giusto che i sindaci, gli assessori abbiano un aumento di indennità. Tra l'altro eravamo l'ultima regione italiana in questo senso, che non aveva ancora incrementato le indennità rispetto ad altre regioni italiane che l'avevano già fatto l'anno scorso o l'anno precedente. Credo che insomma l'ammontare medio di questo 10-15% di aumento rispetto all'indennità precedente sia corretto. I sindaci e gli assessori rappresentano gli enti locali e sono quelli che rispondono in prima persona, civilmente e penalmente, sul loro operato, a differenza degli altri livelli della pubblica amministrazione, regione, Stato, e quindi credo che questo sia un aumento giusto e corretto e mi consenta, da quello che ho visto, i cittadini l'hanno accolto favorevolmente proprio perché sanno che gli amministratori locali, diciamo così, tra virgolette, possono andare a prenderli tutti i giorni e a trovarli tutti i giorni in municipio, sanno quello che fanno e non possono sgarrare. Quindi credo che sia stata una cosa corretta ed è stato giusto che sia perfetto, stata abbiamo adeguata. ancora 30 secondi, 25 Sì. secondi. Senta, un evento prossimo lì ad Azzano. Allora, 2 eventi velocissimi. Il primo, questo mese, Pordenone legge, ospiteremo in 2 giornate 2 autorevoli ospiti, uno del personaggio della scienza e uno della cultura, a metà del mese. Ci sono tutte le prenotazioni, gli orari e i biglietti sul sito del comune di Azzano Decimo. Il secondo, il fiore all'occhiello della stagione culturale di Azzano Decimo, la stagione teatrale. Ripartirà con le regole Covid a dicembre e poi evidentemente gli altri spettacoli tra gennaio e febbraio. Non mancate, perché è davvero una chicca. Va bene, grazie Sino per questa chiacchierata e il tempo che ci ha dedicato. Grazie a Naturalmente voi. spero che prima del termine del mandato torni ospite della mia trasmissione. Naturalmente auguri a tutti i cittadini di Azzano Decimo e Grazie, volentieri. in particolare. Alla prossima! Grazie a lei, alla prossima.